riusciva a saldare il ferro. E non era il ferro, era la persona, a saldare le persone per creare quell'unità, quell'armonia anche nei momenti di difficoltà, quando vorrei dire le assi non sempre combaciano tra di loro. La vera forza è andarsene. È con la voce rotta dalla commozione che padre Don Angelo Arman non riesce a concludere la frase per l'ultimo saluto a Firmino Vettori. Parole che si fermano, quasi non riuscissero a trovare la strada per raccontare un uomo, un amministratore, un amico. Don Angelo prova a ricordarlo, ma l'emozione prende il sopravvento. La frase resta sospesa. Sarà un altro sacerdote a raccogliere quelle parole e a concludere il ricordo. La vera forza è andarsene in silenzio e lasciare che siano i tuoi risultati a fare un rumore assordante. Nella chiesa dei Santi Ippolito e Cassiano non c'è più posto. A Gorgo è lutto cittadino, oltre 1000 persone per l'ultimo saluto a Firmino Vettori, morto improvvisamente a 66 anni martedì scorso a Milano, dove si trovava in convalescenza dopo un intervento chirurgico. Il feretro, accompagnato dai volontari della Proloco e dagli alpini, entra in una chiesa gremita. Ci sono i suoi concittadini, quelli che lo hanno scelto come sindaco e quelli che lo hanno conosciuto negli anni della sua lunga esperienza amministrativa. Ci sono le fasce tricolori dei sindaci della Marca, le autorità, i rappresentanti della politica veneta, tutti qui per salutare un uomo che ha legato gran parte della sua vita a Gorgo al Monticano. In prima fila la famiglia, poco più in là anche i Pellicciardi, ai quali Vettori era rimasto vicino dopo la tragedia che aveva sconvolto il paese e il Veneto, il massacro dei coniugi Guido e Lucia, i genitori di Daniele Pellicciardi, sconvolto e commosso. A rendergli omaggio anche Monsignor Gianluigi Papa, che prima di parlare alla comunità ha letto la lettera di vicinanza del vescovo di Vittorio Veneto Riccardo Battocchio, alla moglie Raffaella, ai figli Mauro, Matteo e Susan e ai nipoti. Poi, durante l'omelia, il messaggio di cordoglio che si unisce a quello di un'intera comunità chiamata oggi a salutare il suo sindaco. La malattia che ormai da più di 2 anni lo metteva alla prova non è stata capace di imprigionare il suo cuore buono, il tratto umano schietto, ma insieme delicato ed equilibrato, gli ha permesso di essere vicino e di accompagnare le persone anche nelle situazioni più drammatiche. Fuori dalla chiesa, il vice sindaco Marco Fadel, ora chiamato a guidare il comune, ha rivolto l'ultimo omaggio. Caro Firmino, grazie per i tuoi esempi, per la serietà e l'equilibrio con cui hai affrontato ogni responsabilità. Grazie per la tua integrità morale, per la tua umanità e per la determinazione che non ti ha mai abbandonato. La nostra comunità oggi ti saluta con grande dolore, infinita riconoscenza e sincero affetto.